Una raccolta di 100 gioiellini in un palazzo che di per sé è già un gioiello. Palazzo Pretorio, nella splendida città muraria di Cittadella, ospita da oggi l'attesa mostra che unisce idealmente due grandi artisti che molti tratti hanno in comune, seppur si siano appena sfiorati senza la possibilità di incontrarsi. Michele Fanoli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil. È questo il titolo della mostra che tocca gli 800 anni di Cittadella, con festeggiamenti posticipati di un anno causa Covid e i 200 anni dalla morte del celebre scultore neoclassico del prossimo anno. 2 anni di lavoro per organizzare l'evento che chiuderà i battenti il 29 agosto. Una difficoltà grandissima, grandissima perché non è solo chiedere le opere alle istituzioni, ma ci sono tutti gli uffici che lavorano dietro. Tutto è stato molto molto complicato e ringrazio in particolare i collezionisti privati che si sono resi disponibili al prestito delle opere. Abbiamo Michele Fanoli che guarda a Canova, che può studiare sulle opere canoviane. Sappiamo che ha frequentato proprio Possagno per poter ritrarre quei modelli in gesso che l'artista ha realizzato in vista poi dei marmi finali. Quei marmi che oggi sono conservati nei più importanti musei del mondo. È un po' una ripartenza, è una mostra che doveva essere inaugurata nel 2020 negli 800 anni delle nostre mura. Abbiamo voluto con forza fare questa mostra, ecco, siamo arrivati grazie al comune di Possagno che è stato il nostro partner, poi al museo Gipsoteca di Possagno e a tutti gli altri insomma, che hanno voluto fortemente con noi portare questi capolavori in mostra.